Allora, torniamo sempre con la segretaria Tina Cupani su questi aspetti che sono molto importanti, perché come diceva lei, tanto è stata fatta questa legge generale quadro, cioè vuol dire che dà dei punti su cui poi bisogna successivamente fare delle norme, controlli, verifiche, insomma, però i punti fondamentali ci sono. Poi voi vi aspettavate di più, adesso entreremo un po' nel merito specifico. Sì. Cosa realizza questo decreto attuativo, per esempio sulla non autosufficienza, segretaria? Sulla non autosufficienza definisce tutto quello che è il percorso che si dovrà mettere in atto. Abbiamo un livello nazionale, quindi lo Stato con le sue norme, con le sue anche risorse, e l'INPS nel momento in cui eroga delle prestazioni assistenziali. Slide 4, intanto chiedo sì, è la slide 4. Quindi abbiamo questo comitato che ormai abbiamo imparato a conoscere e che dà indirizzi generali, definisce un sistema nazionale che lavora su due ambiti: uno Stato INPS, quindi il livello nazionale e chi ci governa, e l'INPS che eroga delle prestazioni assistenziali, l'indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, giusto per capirci meglio, e poi tutto quello che è di competenza delle regioni che di fatto adottano tutte quelle che sono le indicazioni che vengono dal sistema nazionale e in collaborazione con le ULSS e con i comuni che dovranno essere fra di loro consorziati o comunque dovranno muoversi in ambito territoriale, i famosi ambiti territoriali sociali. La legge regionale è stata appena approvata la settimana poco prima di Pasqua, e che quindi dovranno di fatto dare gambe a tutto quello che è il sistema così come verrà definito a livello nazionale con il sistema nazionale non autosufficienza. Quindi indirizzi, obiettivi, monitoraggio, percorsi controllati, sapendo che, e qua arriviamo alla slide successiva, che andiamo è la numero 5, per l'accesso ai servizi per la NA, sta per non autosufficienza. E questo è la cosa che in questo momento ci interessa in modo particolare. Perché? Perché il luogo, la prossimità, il territorio diventa fondamentale. Una volta definiti i bisogni, una volta valutati e definiti i bisogni, per fare sì che questi bisogni diventino poi un percorso che cura e che sostenga il non autosufficienze, c'è questa mappa che descrive tutto il percorso che si dovrà fare. Una cosa importante è che nel momento stesso in cui le case di comunità, e questa è la prima parte che va sottolineata, quello in verdino sostanzialmente, che sono le case di comunità che stanno nascendo adesso col PNRR Missione 6, diventano il punto in cui si definisce, si prende in carico la problematica delle persone non autosufficienti, quindi diventa un punto unico di accesso. Quindi è fondamentale il lavoro della casa di comunità, che definisce la situazione per quanto riguarda i non autosufficiente. Questo viene definito o attraverso la domanda che viene filtrata attraverso il medico curante, oppure anche attraverso la medicina generale. Cosa è altrettanto importante? Che questo punto unico di accesso delle case di comunità devono integrare sia i livelli essenziali assistenziali, quindi sia la parte sanitaria, ma anche il livello delle prestazioni sociali, che sono tutti quei servizi sociali che devono essere garantiti, che possono essere la domiciliarietà, che possono essere l'accompagnamento all'interno del percorso delle case di riposo o le cure palliative, cioè quei servizi particolari che, come sappiamo bene, verranno comunque assegnati con la riforma del DM 77, quindi case di comunità e tutto quello che ci gira attorno, e diventeranno il fulcro, il punto di partenza. Una volta che
attraverso il punto unico di accesso si definisce la presa in carico del non autosufficiente, poi i percorsi si differenziano, tenuto conto che un'altra novità di questa legge delega, del decreto attuativo, è la definizione di un'unità di valutazione multidimensionale unica. Quindi a livello nazionale saranno definiti tutto quello che sono i contenuti della valutazione del non autosufficiente. Quindi di fatto assorbe 5-6 modalità che c'erano precedentemente. Ci sono 2 livelli che intervengono sulla valutazione multidimensionale per quanto riguarda il non autosufficiente, uno a livello nazionale e uno a livello regionale, e quindi anche qua noi abbiamo un percorso che di fatto da una parte nella logica della prossimità è un punto di riferimento molto importante per il non autosufficiente, dall'altra all'interno di un percorso ben definito, ben organizzato e anche programmato e coordinato a livello nazionale, per cui la valutazione e le unità di valutazione multimediali, che comunque il cui contenuto è rinviato a decreti successivi, esatto, però darà anche la possibilità di avere chiarezza, trasparenza e omogeneità di attuazione a livello nazionale. E qui, una volta che io ho in mano la valutazione multidimensionale dell'anziano, ho i 2 percorsi. O ho una valutazione che è di disabilità. Se è al 100% la pratica viene passata all'INPS, che gestisce la situazione di invalidità. Se invece sono sotto a quel famoso 100%, e lì purtroppo nasce un percorso per l'anziano che è un po' più complicato, perché dovrà vedere e cercare di capire se può far rivedere quel tipo di verbale per quel tipo di valutazione. Quindi diciamo che in quel momento è un po' abbandonato a se stesso. E questo per quanto riguarda una situazione di disabilità, e questo dipende dall'INPS. Per quanto riguarda invece dopo, sempre con questa valutazione multidimensionale unica a livello di contenuti definita a livello nazionale, io posso lavorare su una gestione di una non autosufficienza che non è invalidità certo, al 100%, e che dall'altra parte prevede anche una presa in carico da un punto di vista anche di indennità di accompagnamento e di nuova prestazione universale, che in qualche maniera copre comunque da un punto di vista di attenzione la gestione del neonato sufficiente attraverso il supporto a chi lo deve gestire, quindi certo, il familiare, quindi la famosa indennità di accompagnamento. Io andrei subito alla prestazione universale, perché il tempo vola ed è una cosa che interessa anche molti, perché lì c'è il nodo cruciale della questione. E intanto, per chiarire, quando vedete IDA sarebbe indennità di accompagnamento. Sì. Allora spieghiamo un attimo e dove sta il problema. Allora, il problema sta che l'IDA rimane attualmente così come attualmente è, quindi non viene modificata. In maniera sperimentale, con uno stanziamento di 250 milioni di euro, vengono aggiunti quale assegno di assistenza, quindi vengono aggiunti ai 531 euro, viene aggiunto un assegno di assistenza pari a 850 euro. Questo assegno però sarà riconosciuto solo per gli anni in maniera sperimentale 2025-2026, è una sperimentazione, sarà riservato agli over 80 che sono già titolari di un'indennità di accompagnamento, e
Devono avere un ISEE di 6.000 euro, questo è una situazione gravissima perché insomma, un ISEE di 6.000 euro vuol dire limitare tantissimo la possibilità di accedere a questi 850 euro, ma soprattutto questo assegno di assistenza è finalizzato a pagare il costo che le famiglie sostengono per tutto quello che è il lavoro di cura, o attraverso imprese specializzate o attraverso familiari, badanti che abbiano però un regolare rapporto di lavoro. E questo è quello che non ci piace. Non ci piace perché è una sperimentazione che di fatto andrà ad interessare non più di 25.000 in Italia. Attualmente sono 1.820.000 gli anziani. Quindi un numero che si è ridotto progressivamente. Il numero, ma no, è proprio una sperimentazione che di fatto è molto limitante. E la cosa altrettanto grave è che per finanziare questi assegno sperimentale non si sono aggiunte risorse, ma purtroppo si è andato a sottrarre risorse, ci sono state risorse a misure già esistenti sulla non autosufficienza, sulla povertà, sulla missione 5, quindi non sono risorse fresche che stanno supportando questa sperimentazione, ma sono state tolte da altre voci che, soprattutto quelle sulla non autosufficienza e sulle povertà, avevano invece bisogno di rimanere lì perché la situazione è molto difficile e complicata. Abbiamo un minuto dalla chiusura, quindi che cosa pensate adesso? Che voi cosa pensate di poter fare, oppure che step ci attende, proprio brevissimamente? Allora, noi adesso dobbiamo essere sempre lì attenti sul pezzo e continuare a essere da sprono, monitorare e seguire i prossimi decreti che si andranno ad emanare, soprattutto per quello che è quell'aspetto della domiciliarietà e della gestione, della revisione del sistema residenziale case di riposo, che non è stato minimamente toccato nel primo decreto attuativo. Quindi noi abbiamo da una parte una norma che doveva fare della domiciliarietà l'elemento fondante di una nuova visione della presa in carico di una persona non autosufficiente, di fatto completamente disattesa all'interno del decreto attuativo. Quella sperimentazione così com'è non ci piace perché non tiene conto della complessità e della gravità della non autosufficienza, perché non tutti i non autosufficienti hanno la stessa tipologia di necessità di intervento e noi chiedevamo anche l'universalità, quindi non vincolata ad un ISEE così basso e solamente per gli ottantenni, perché è un'assurdità da questo punto di vista. Ecco, noi cercheremo di essere sempre lì a sollecitare, a proporre e non lasciare niente di intentato, perché questa legge, che ci piaceva come era nata, ci possa piacere anche quando avrà chiuso il suo iter. Assolutamente, segretaria, grazie mille. Allora, è stata estremamente chiara, è un po' complessa la questione, avete capito. Comunque, se volete avere informazioni, se pensate di rientrare in una categoria, se avete dei dubbi, perché per adesso non è che cambi molto sostanzialmente per le persone, quindi è tutta una questione organizzativa esterna degli enti che andranno a far parte di questo corollario a supporto della persona anziana. Comunque rivolgetevi alle sedi dell'FNP CISL in modo che avrete tutti i chiarimenti, poi di volta in volta supportati dagli segretari, dagli esperti dell'FNP CISL, vi aggiorneremo su queste normative che sono comunque molto importanti perché inquadrano finalmente una fattispecie che di fatto esiste e ha un'importanza, un peso molto importante, molto rilevante nella nostra società. Segretaria, grazie, buon lavoro, ne ha da fare. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, buon proseguimento.